Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, siamo in Sala Eracle, siamo con la presidentessa degli artisti del Delta, Gabriella Dumas Burgato. E che dire, una mostra, un altro successo di questa bellissima associazione. Ci vuoi spiegare cosa stiamo vedendo con le nostre immagini? Sì, intanto partiamo dal presentare la nostra associazione Artisti del Delta di Portoviro, che ha la sede qui a Portoviro, proprio vicino alla Sala Eracle, che ci sta ospitando per questa settimana dal 2 di aprile al 9 di aprile, che sarà il giorno di chiusura e premiazione degli artisti. Il titolo è Il nostro Delta e partecipano 30 artisti, 2 fotografi e 28 pittori. Ognuno si esprime con la propria tecnica, qui veramente abbiamo dall'olio all'acquerello, alla tecnica d'uovo, che è una tecnica antichissima, all'affresco. Gli stili vanno dal figurativo all'impressionista, espressionista, mi sto guardando attorno, astratto, quindi veramente spaziamo. E sono veramente da tutte le parti d'Italia, chiaramente sono parecchi del Veneto, abbiamo da Vicenza, da Padova, Rovigo, e poi abbiamo persone che vengono anche dall'estero, dalla Germania, dalla Romania, da Malta e dalla Francia, che poi fra l'altro ci fanno anche l'onore di soggiornare nel nostro territorio e quindi conoscere il Delta non solo attraverso i quadri ma nella realtà del nostro meraviglioso territorio. Ecco, voi siete una realtà importante, vi ricordiamo tantissime mostre in tutta Italia, ma non solo, all'estero, in Francia, in Spagna, se non sbaglio. Tra le altre cose abbiamo veramente avuto l'onore di avere la collaborazione di Massimiliano Beltrame, il direttore scolastico di Portoviro, che ci ha inviato, diciamo, fra virgolette, tutte le mattine delle scolaresche delle scuole, per cui al momento abbiamo già ospitato ieri dei ragazzi ormai della prima media che sono stati veramente così attenti, mi hanno dato veramente tanta soddisfazione perché hanno ascoltato, hanno guardato, hanno scelto delle preferenze di quadri, hanno fatto la votazione, addirittura l'hanno scritto, veramente è una bellissima esperienza. Anche stamattina altri ragazzi che sono venuti e ne verranno ancora domani mattina e nei giorni fino alla chiusura, quindi una bellissima esperienza, io spero che fra loro avremo dei nuovi soci. E il progetto per andare in Messico? Col progetto del Messico siamo momentaneamente fermi perché con questo Covid non riusciamo veramente a programmare, non è facile programmare una mostra così distante con tutte queste limitazioni che purtroppo ancora non ci stanno lasciando completamente. Quindi aspettiamo ancora, abbiamo già anche l'invito di ricambiare il gemellaggio con l'isola di Malta perché come sai sono stati qui da noi a novembre in 9 artisti, abbiamo fatto appunto una mostra per loro e loro ci hanno ricambiato invitandoci appunto a Malta e anche lì con l'estero siamo sempre un po' fermi, queste limitazioni purtroppo stanno veramente creando dei problemi. Adesso in programmazione ci sarebbe anche una mia idea di fare una mostra fra pittori ucraini e russi, naturalmente anche sempre con noi artisti del Delta, però tutto viene più difficoltoso. Io spero che le limitazioni ci lasciano, si allentino un po' in maniera che l'arte possa veramente unire i popoli, perché dove c'è l'arte, io dico sempre, dove c'è l'arte non c'è né guerra né violenza.